Giovedì maxi vertice a Valbrenta alla presenza del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, la vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti e il presidente della regione autonoma del Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti. Sul piatto la riattivazione dell'SS 47 Valsugana dopo la frana che è piombata sulla strada e sulla linea ferroviaria. Entro un mese la riapertura parziale, entro metà marzo la ferrovia, entro 3 mesi abbondanti la riapertura completa delle 4 corsie. Ma la questione in realtà è inevitabilmente virata sulla tanto discussa Valdastico Nord, a cavallo, come la Valsugana, delle due regioni Veneto e Trentino. Sappiamo che questa è una valle delicata, che soprattutto sul tema della connettività tra Veneto e Trentino è uno dei grandi temi irrisolti in quest'area geografica. Proprio sulla Valdastico abbiamo chiesto direttamente alla vicepresidente del Veneto De Berti a che punto sia la situazione. La Valdastico nella parte veneta abbiamo definito il progetto definitivo. Purtroppo i giudici hanno stabilito che finché il progetto non sarà unico e definitivo su tutte e due le parti di territorio non si può andare avanti. Il Trentino ha qualche difficoltà, perché ce lo dobbiamo dire, la Valdastico in Trentino non la vogliano, che l'attacchi da una parte o che l'attacchi dall'altra, comunque ci sono delle forti contestazioni. Ecco, il Veneto è d'accordo, dichiara De Berti, puntando il dito contro il vicino trentino accusato d'essere contrario. Ma forse non ha parlato con il suo collega Fugatti, perché sentite un po', a distanza di qualche minuto, cosa ha dichiarato il presidente della regione autonoma Trentino Alto Adige. Questa giunta provinciale che io guido ormai da 5 anni abbiamo dato invece parere favorevole, abbiamo dato un'ipotesi di uscita dell'autostrada a Rovereto Sud, e quindi se c'è la volontà da parte veneta, da parte del Ministero, da parte della concessionaria, noi siamo sempre pronti a ragionare su questa arteria che è in primis importante per la Valsugana. Ricapitolando, Valdastico Nord, dal Veneto sì, dal Trentino sì, quindi non basta che partire, a meno che proprio dalla nostra regione non ci sia chi tira indietro sulla questione.